come sindaco, cioè come rappresentante dei cittadini, io credo sia davvero importante essere vicini a tutte le forme di espressione. Oggi voi vi state radunando qua perché siete portavoce di quello che è il disagio della vostra situazione. È sempre importante che la protesta rimanga in forma pacifica, anche se facendo sentire con forza quelle che sono le vostre ragioni. Credo sia importantissimo portare le vostre istanze e da sindaco penso che il primo dovere di un rappresentante, di un amministratore, di un politico sia quello dell'ascolto. L'ascolto che poi si deve necessariamente tradurre in quelle che sono azioni. Voglio capire che di più di questa battaglia, chiaramente c'è il sostegno verso di voi. Venendo qua, guardavo lungo la strada, ci sono vendesi il radicchio, vendesi fra poco l'asparago. Cosa significa? Se non avremo agricoltura queste cose spariranno? Io direi di no. Nel mio comune sto facendo quasi una battaglia contro i pannelli fotovoltaici nei terreni agricoli, che è una delle assurdità che è stata inserita, non so da chi, comunque c'è questa possibilità di fare campi agricoli, cioè campi fotovoltaici. Io preferirei magari che fossero coltivati dai nostri agricoltori. Ovvio che la Regione Veneto è a fianco degli agricoltori e infatti noi siamo una delegazione della Commissione Agricoltura. Il problema dell'agricoltura è Bruxelles. Le misure cervellottiche messe in campo dalla Commissione Europea, dettate da una ideologia inutile, stupida, assurda, non tiene conto della sostenibilità e quindi queste manifestazioni, queste proteste sono del tutto legittime e direi da sostenere e che chissà che arrivi il messaggio dove fanno queste norme che sono insostenibili. Gli agricoltori uniti, al di là dei partiti, delle sigle sindacali, al di là di tutto, sono uniti per una battaglia, come diceva il mio collega Geronimetto, per un'Europa che deve difendere l'agricoltura. Un popolo che non difende l'agricoltura è un popolo destinato alla decadenza e per noi è fondamentale per un settore che fa quasi 8 miliardi di valore aggiunto in Veneto e quindi è un settore su cui dobbiamo assolutamente essere attenti e tutelarlo e fare in modo che la redditività venga mantenuta, che la semplificazione venga adottata e che si fermino le politiche ideologiche ambientaliste che stanno distruggendo un comparto e non solo quello dell'agricoltura, anche molti altri comparti su quali l'Europa deve riflettere e credo che dopo queste manifestazioni sta veramente riflettendo in maniera seria. Ma bisogna essere dalla parte degli agricoltori, al di là della retorica, l'agricoltura è vita e gli agricoltori in questo momento hanno bisogno, e da diversi anni che hanno bisogno. Il problema è che il reddito dell'azienda non è più sostenibile, gli agricoltori lavorano un anno con tutti i problemi soprattutto dovuti ai cambiamenti climatici, ma soprattutto non hanno più quel supporto economico da parte della comunità europea messo in forte discussione dalla riforma della PAC che ci dà meno soldi, ma soprattutto anche da quei vincoli ambientali che non sono più sostenibili per l'agricoltura italiana, in quanto si trova a competere con chi questi vincoli non ce li ha ma che poi viene a vendere i prodotti assieme ai nostri sullo stesso mercato. Quindi